deeper, completely. Your love take me there. Hope that you believe me. My heart is beating. Never felt like this before. Siamo primi noi e primi con noi. Di nuovo collegati dal Pala Barzacchi di Viareggio per la sfida del girone A fra rotellistica scandianese, le ragazze guidate da Massimo Barbieri e Amatori Vasken Lodi. Agli ordini dei signori Trevisan di Viareggio e Toti di Salerno. Andiamo a vedere le formazioni partendo dalla rotellistica scandianese: la numero 22 Ganassi, la numero 6 Berti, 17 Belmcair, 2 Ferrarini, 5 Gasparotto, 12 Giardina, 7 Gimeno, 3 Pinto, 24 Pontrelli. Allenatore appunto Massimo Barbieri. Risponde l'Amatori Vasken Lodi, con il duo in panchina Giovannetti e Fascini, con Cavalletti, Grassi, Mascherpa, col numero 1 Monticelli, Olivari, Orsi, Ricciardi, Sebastio, Zanelli e Mai. Una sfida che vale adesso soltanto per i piazzamenti dal quarto al quinto posto, in quanto le due squadre matematicamente non possono raggiungere le tre squadre che vanno avanti in questa pool scudetto. Chiaramente l'AS di Viareggio che in testa al momento con 9 punti, invece la rotellistica l'Hockey Roller Club Monza con 7, il Roller Bassano al momento con 5. Andranno a giocarsi i primi 3 posti, quindi AS di Viareggio Hockey già matematicamente qualificata come prima, che raggiunge le semifinali, quindi le due toscane chiudono in testa i rispettivi gironi. Da una parte il Follonica che ha vinto il girone B, dall'altra l'AS di Viareggio Hockey che vince il girone A, quindi attenderanno le loro avversarie che usciranno dagli scontri del barrage di domani pomeriggio. Quasi tutto pronto per iniziare questa partita. I ragazzi si stringono intorno all'allenatore Giovannelli per il Lodi che sfodera un completo bianco con numerazione nera, calzoncini neri e calzettoni neri. Le ragazze invece della rotellistica scandianese che fanno gruppo intorno alla porta di Greta Ganassi, che sta caricando le sue compagne di squadra, sfoderano una maglia nera con numeri in colorazione giallo fluorescente, pantaloncini neri e calzettoni che riprendono il giallo della numerazione. Ancora un attimo per conoscere i quintetti in pista. Vediamo il Lodi che schiera la formazione tipo con Mascherpa, il numero 1 fra i pali, il numero 5 Monticelli, il numero 8 Zanelli, il numero 6 Grassi e il numero 7 Orsi. Risponde la rotellistica scandianese con Greta Ganassi in porta, Anna Berti, Pinto con il numero 3, Gimeno con il numero 7 e Sofia Ferrarini con il numero 2. Prima pallina che sarà a disposizione dell'Amatori Vasken Lodi. C'è già Zanelli pronto a battere il tiro di inizio. Toti dà un cenno d'intesa con i due portieri, poi cenno d'intesa anche col tavolo cronometristi e via, si parte con questa sfida e Orsi gestisce già la prima palla per Monticelli. Monticelli ha spazio, va alla conclusione che però viene deviata, anzi no, dice Toti, pallina che esce direttamente dalla rete di punizione per la rotellistica scandianese, con Maria Agustina Pinto che va in profondità a ricevere la pallina di Anna Berti, palla nel mezzo nello schema classico a cercare Sofia Ferrarini.
dall'altra parte c'è già Monticelli che va alla conclusione, prima conclusione in porta ben parata da Greta Ganassi, che in queste partite si è ben disimpegnata nel difendere tantissimi tiri subiti dalla sua squadra. C'è Gimeno poi che gestisce ancora la pallina insieme a Pinto e Anna Berti a cercare una manovra. Monticelli recupera, può involarsi verso la porta avversaria, Monticelli si ferma in area, poi conclude in maniera imprecisa da posizione favorevole. Grassi poteva anche venire in soccorso per farsi vedere sul secondo palo, niente da fare per quindi l'Amatori Vasken Lodi, che ha già avuto due occasioni importanti in pochi secondi nel primo tempo. Gimeno va a raccogliere una pallina vicino all'area di rigore di Mascherpa, che poi deve allontanare la sfera a beneficio di Monticelli. Monticelli cerca ancora il suo compagno di squadra Grassi, che serve Grassi, scusate, che serve Orsi però si fa murare la conclusione da Greta Ganassi in uscita. Dall'altra parte ancora Anna Berti che serve Gimeno. Sofia Ferrarini veniva lasciata colpevolmente sola in mezzo all'area di rigore dell'Amatori Vasken Lodi. Per fortuna della formazione lombarda non si avvede dell'occasione Gimeno, poi commette un fallo e la pallina passa sulle stecche degli atleti in maglia bianca questo pomeriggio, con Zanelli che gestisce ancora a centropista con Grassi per Monticelli. Ormai il quartetto lodigiano che conosciamo a memoria per il grande impiego fatto da Lorenzo Giovannetti in questi giorni dei 4 titolari. Ancora Zanelli che va a cercare Grassi prova a mettere nel mezzo, chiude Greta Ganassi, riparte Berti sulla fascia sinistra, però è sola contro 3 uomini, preferisce appoggiare a Gimeno. Supera la metà pista, consueto tiro di rovescio, palla che rimane nel mezzo. Ferrarini prova una risposta, una ribattuta a rete, ma ha toccato con un pattino, dice Toti di Salerno, quindi possiamo ripartire con una punizione a favore del Lodi, con Monticelli che serve Grassi ancora allarga per Orsi. C'è Zanelli in posizione avanzata che riceve in questo momento. Zanelli fronteggiato da 2 avversari, scarica ancora su Orsi cede in fascia destra per Grassi prova ad accentrarsi, serve ancora Zanelli che ha un po' di spazio, finta il tiro, Berti chiude su di lui. Ancora la manovra del Amatori Vasken Lodi con Orsi che se ne va, colpisce il palo alla destra di Greta Ganassi con una bella azione. Adesso è Ferrarini che recupera su Zanelli una buona palla, però poi preferisce servire Gimeno per ragionare. Gimeno invece va alla conclusione dalla distanza, che passa non troppo al lato della porta di Mascherpa. Adesso potenziale ripartenza di Grassi per il Lodi che va fino in fondo, cerca Orsi, buona la conclusione di prima, bella la parata di Greta Ganassi. Partita adesso che si vivacizza con la conclusione di Maria Agustina Pinto, però Mascherpa che vola per i fotografi a sventare la pallina che stava per insaccarsi alla sua destra. Zanelli per Monticelli, non c'è un momento di pausa in questo primo tempo, 2 squadre che non hanno troppo da perdere, come dicevamo prima in questa gara, quindi puntano a cercare la soluzione offensiva. Gimeno contrastata dal numero 7, sfida fra numeri 7 con Orsi, però poi arriva Zanelli che ha la meglio nel contrasto. Ad ora ancora Zanelli che prova ad andare, perde la palla, si scontra con Ferrarini, Toti lascia giocare e Pinto è già dall'altra parte sola però contro 3 uomini della difesa lodigiana. Gimeno con un brivido, con un tunnel a centropista che riesce a far correre la pallina verso Berti viene triplicata addirittura, trova Ferrarini carica il tiro, Monticelli si frappone, ancora Ferrarini ma Grassi ha la meglio nel rimpallo, poi Ferrarini lo travolge e commette il primo fallo di squadra per la rotellistica scandianese. Nessun fallo invece commesso dall'Amatori Vasken Lodi quando stiamo per entrare nel
quinto minuto di gioco e c'è una bella occasione per Monticelli che non trova la porta da pochi passi della porta di Greta Ganassi. Ancora il Lodi che manovra a centropista, Monticelli per Zanelli. Zanelli si fa vedere, conclusione senza troppe pretese a cercare una deviazione di Orsi che va a recuperare la palla dietro la porta, pressato da Berti e da Pinto. Orsi prova ad andarsene in Veronica, ancora decisiva Anna Berti con l'intervento che lancia sulla fascia sinistra Maria Agustina Pinto, che se ne va per un attimo, poi viene bloccata dal tandem Grassi e Zanelli. Zanelli ancora a centropista che manovra. Passano i primi 5 minuti di questa partita, alcune conclusioni pericolose, nessuna grandissima occasione, un paio di belle parate di Greta Ganassi da segnalare in questi primi 5 minuti, con adesso Grassi che manovra ancora a centropista. Serve come al solito Zanelli. Zanelli adesso per Orsi e Monticelli a giocare davanti alla porta. La conclusione rimane lì, la palla Gimeno e Greta Ganassi in qualche modo allontanano il pericolo. È sempre Monticelli che gira dietro porta, adesso per Grassi che non riesce ad agganciare la pallina, che sfila nella metà campo dell'Amatori Vasken Lodi. Andiamo verso la infrazione di 5 secondi che puntualmente l'arbitro Toti di Salerno segnala, quindi abbiamo una punizione adesso dall'angolo basso alla destra di Mascherpa per le ragazze di Massimo Barbieri. Ferrarini sulla palla pronta a toccare per Gimeno. Gimeno dietro porta, guarda il piazzamento delle compagne, poi tenta un alza e schiaccia che sorvola tutta la porta di Mascherpa e viene recuperato dall'altra parte da Monticelli. Adesso la palla per Orsi. Orsi carica il tiro di rovescio, centra Anna Berti appostata sul secondo palo in un intervento involontario di pattino. Ancora la rotellistica scandianese adesso in difficoltà nel far uscire la pallina dalla propria metà pista, è costretta Pinto ad allontanarla, è facile preda di Monticelli. C'è un po' di spazio per Grassi che si volta, punta alla porta. Anna Berti in questo caso riesce a saltare con un alza e schiaccia la sua diretta rivale, ma poi tocca la pallina col piede, se ne avvede Toti e quindi è punizione per la rotellistica scandianese. Sono passati poco più di 6 minuti dall'inizio della contesa, ancora 0-0. Massimo Barbieri che dà indicazioni alle sue atlete per cercare di uscire, ma Monticelli che recupera la palla per Gimeno. Gimeno ancora in questa situazione brava a contestare il possesso agli avanti lodigiani, cerca di far uscire la pallina, ma Orsi recupera. La conclusione di Orsi passa molto vicino alla porta di Greta Ganassi, un rovescio di buona potenza ma non grande precisione da parte del numero 7 dell'Amatori Vasken Lodi. Primo time out invece per la rotellistica scandianese, con Massimo Barbieri che vuole cercare qualche contromossa per la pressione importante dell'Amatori Vasken Lodi di questi primi minuti. Amatori Vasken Lodi che effettua anche un cambio, esce il numero 6 Grassi, entra il numero 2 Ricciardi. Tutto questo quando appunto mancano 13 minuti alla fine del primo tempo, il punteggio ancora sullo 0-0. Finisce il time out richiesto da Massimo Barbieri, pronti a ricominciare in questa penultima gara della giornata qui al Pala Barzacchi di Viareggio. Una giornata molto intensa fino a questo momento, che avrà la sua conclusione con la sfida fra Hockey Valdagno e Crash Eboli delle ore 21. Riparte adesso la rotellistica scandianese con Gimeno che finta il tiro, poi
Arriva adesso in seconda battuta la conclusione di Maria Pinto, ma non trova una deviazione a centro area e può ripartire l'Amatori con Monticelli dietro la porta, difesa da Ganassi. Ganassi buona protagonista in tutte le partite di questo torneo fino adesso. Zanelli ha dialogato con il numero 2 Ricciardi, da questi a Monticelli, poi ancora Zanelli che cerca una conclusione da lontano senza nessuno davanti alla porta. Molto difficile trovare la rete in questa maniera. Poi c'è Pinto che ha spazio per avanzare, prova Pinto, se ne va, mette una pallina nel mezzo. È buona l'intervento di Mascherpa che nega la gioia della rete alla numero 3 in maglia nera. Buona anche dall'altra parte la respinta di Ganassi su una conclusione di Orsi. Ancora adesso è Zanelli che prova ad andarsene e deve retrocedere appoggiando la sfera a Orsi ancora per il suo numero 8 Zanelli, che se ne va in bello stile, saltando prima uno poi due avversari e mette nel mezzo, e due volte c'è Greta Ganassi che compie una grande parata soprattutto sulla respinta con Monticelli, che dal centro dell'area ha potuto battere quasi a colpo sicuro, ma Greta Ganassi con il fianco è riuscito a sventare la minaccia. Poi un tocco di pattino e pallina per la Scandianese che allontana la minaccia con Gimeno che lotta in balaustra contro Orsi. C'è poi una pallina toccata forse col piede da Ferrarini. Vediamo cosa decide Toti. Toti si assegna il possesso di palla all'Amatori Lodi con Ricciardi che tocca per Orsi, spazio per Monticelli che prova a entrare in area. C'è il tiro schiaffeggiato ma respinto da Anna Berti, che gestisce poi la palla con Pinto. Vede Ferrarini che viene affrontata da Ricciardi commettendo il fallo, il numero 2 dell'Amatori Vasken Lodi. Cambio nella rotellistica scandianese, entra la numero 17 Belm Cair, esce la numero 2 appunto Ferrarini. Primo cambio nelle file appunto della rotellistica scandianese quasi alla metà del primo tempo. È proprio la neoentrata che gestisce la pallina con Pinto in area per Gimeno, ma la deviazione volante non arriva. Dall'altra parte Monticelli riparte, serve Zanelli però ha un controllo difettoso e non riesce a battere a rete in una porta abbastanza sguarnita, in questo caso da Greta Ganassi. C'è Maria Pinto che lotta nel tentativo di tenere palla, si lamenta anche con l'arbitro Totti per un fallo di Zanelli. Fase adesso un po' confusionaria della partita, ne esce sempre la numero 7 che finta una conclusione di rovescio ben marcata adesso da Monticelli, prova a trovare un corridoio vincente per una compagna, è invece il Lodi che se ne va ancora con Monticelli, perde il controllo per un attimo della sfera, affrontato da Belm Cair. Il passaggio all'indietro per Ricciardi che apre il gioco per Orsi ancora va avanti e si allunga un po' troppo la pallina in questo caso, riesce poi a recuperarla lui stesso, serve Ricciardi solo nella zona centrale della pista. Il numero 2 Lodigiano allarga il gioco per Zanelli ancora per Orsi, prova a proporsi Zanelli in area, niente da fare, Anna Berti allontana la minaccia, poi Pinto che lotta contro Zanelli e Zanelli a commettere il fallo secondo l'arbitro Toti, un fallo però non considerato di squadra, un semplice fallo tecnico, forse un tocco con il pattino del numero 8 in maglia bianca Amatori Vasken Lodi. Un fallo di squadra per parte quando superiamo la metà esatta del primo tempo. In questo momento è Monticelli che gestisce la pallina nella zona centrale, carica la conclusione, intervento alla disperata, molto coraggioso in scivolata di Maria Gimeno che rischia anche di farsi male, ma ottiene quello che aveva desiderato, ovvero di bloccare la conclusione di Monticelli che va a prendere qualche minuto di pausa con l'ingresso di nuovo del numero 6 Grassi, mentre lottano in balaustra Anna Berti e Ricciardi. Poi Berti prova a mettere nel mezzo ma Maria Pinto non arriva al controllo. Adesso è Grassi che serve il suo compagno Orsi per Zanelli se ne va forse anche con un colpo proibito. Poi c'è una bella conclusione di Zanelli che centra l'incrocio dei pali. Adesso un momento favorevole all'Amatori Vasken Lodi, ancora Zanelli che se ne va, prova a servire Orsi, passaggio leggermente impreciso prima
occasione importantissima adesso per l'Amatori Vasken Lodi. Adesso è ancora Grassi che se ne va, conclude e va in rete. Va in rete Grassi con il numero 6 per l'Amatori Vasken Lodi, una conclusione accompagnata dal dentro l'area di rigore che non lascia scampo sul primo palo a Greta Ganassi. 1-0 per il Lodi, frutto della pressione che si era fatta intensa negli ultimi minuti, la traversa prima di Zanelli, poi il gol appunto del numero 6 dell'Amatori Vasken Lodi. Belmekair già ripartita per la Scandianese con Berti che serve Ferrarini, entrata al posto di Gimeno, forse colpita al volto nell'occasione precedente da un tocco involontario di Zanelli. Berti conclude dalla distanza, è sempre Zanelli a fare buona guardia e allontanare la minaccia. C'è spazio adesso per Grassi che può liberare la sua velocità, un alza e schiaccia, ma si infila in un imbuto dove Anna Berti ha buon gioco difensivo. Adesso la numero 3 Pinto serve Ferrarini, poi un'uscita abbastanza avventurosa di Mascherpa che allontana la palla in zona centrale. Belmekair può andare alla conclusione di rovescio, ancora Mascherpa in due tempi allontana la minaccia per i suoi colori. Di nuovo Zanelli che se ne va, mette una palla nel mezzo, ma Belmekair è la prima ad arrivare sulla palla. Lo stesso Zanelli però prova a contrastare la numero 17 in maglia nera che ha la meglio e serve la compagna Pinto che dà sulla sinistra ad Anna Berti. Anna Berti punta all'avversario, non può saltarlo. Pinto con una conclusione in girata per cercare la deviazione di Ferrarini, ma Scherpa allontana, poi perfeziona il recupero Grassi. Momento adesso di stanca un attimo della partita, ci sono parecchi errori da una parte e dall'altra, infatti l'Amatori Vasken Lodi pronto a chiamare il suo time out. C'è una bella percussione di Orsi, forse toccato, per Totti non c'è niente. Poi lo stesso Totti si scontra con la numero 3 Pinto che nel tentativo di autolanciarsi urta contro l'arbitro. Grassi riparte e può ancora andare a concludere più o meno dalla posizione del gol, e anche stavolta va vicinissimo alla rete con la traversa colpita dopo il tocco di Greta Ganassi. Adesso Scandianese in difficoltà, non riesce ad uscire dalla propria tre quarti. Ferrarini viene raddoppiata, poi la pallina che finisce ad Anna Berti. Anna Berti ancora raddoppiata, stavolta è Ricciardi che esce vincente dal contrasto, subisce anche un fallo il numero 2 dell'Amatori Vasken Lodi, è il secondo da parte della rotellistica scandianese. C'è il time out appunto chiamato dai giallorossi. 1-0 il punteggio, 6 minuti e 48 alla fine. Di nuovo in pista qui al Pala Barzacchi di Viareggio. Salutiamo anche gli innumerevoli telespettatori che ci stanno seguendo per queste giornate di finali della categoria Under 17 qua dal Pala Barzacchi di Viareggio, nella bella cornice della città versiliese, investita dal caldo di stagione e riempita di turisti per il ponte del 2 giugno. Si riparte intanto in pista con Monticelli che gestisce la pallina insieme a Grassi. Grassi ancora a centropista cerca un uomo
per servire e continuare la manovra. La Scandianese adesso che si posiziona a zona. Da segnalare anche un cambio nell'Amatori Vasken Lodi, 2 cambi, anzi è rientrato Monticelli, è uscito Zanelli, mentre è uscito anche il numero 2 Ricciardi, è entrato il numero 4 Mai, che va a posizionarsi fastidendo la visione di Greta Ganassi. Adesso il Lodi che prova a girare per vie esterne, tentando di attaccare il rombo predisposto dalle ragazze di Massimo Barbieri. Conclusione di Grassi, 2 volte non arriva la rete per l'Amatori Vasken Lodi, la prima parata di Greta Ganassi, la seconda abbondantemente alta da parte del numero 6. Poi qui c'è un passaggio abbastanza pericoloso di Gimeno, che prova a aprire il gioco, colpisce male la pallina che si impenna e finisce direttamente nella panchina dell'Amatori Lodi. Si riprende quindi con una punizione a favore dell'Amatori Vasken Lodi, con Grassi che gestisce la pallina per Mai, il nuovo entrato, poi Monticelli che smista ancora con Grassi e Orsi nella zona centrale della pista. Orsi con il numero 7 prova una conclusione accompagnata, forse anche un blocco irregolare ai danni della numero 2 Sofia Ferrarini, poi una mischia nell'angolo con 2 giocatori per squadra, e alla fine Mai che se ne va, mette una pallina nel mezzo, Belmekair allontana, poi ancora Orsi che conclude di rovescio, para Greta Ganassi. Gimeno in una fase un po' confusionaria della partita, con Pinto che prova a mettere ordine per allontanare la minaccia, poi perde la pallina ma va a contrasto con Monticelli. Monticelli alla meglio, cerca di mettere nel mezzo, arriva Orsi ma mette di poco al lato il numero 7 in maglia bianca quest'oggi dell'Amatori Vasken Lodi. Pinto osserva il movimento delle compagne, prova a cercare uno spiraglio, si rifugia nella sua compagna Belmekair che va alla conclusione dalla distanza, pallina che rimbalza davanti a Mascherpa, ma non è un problema per il portiere dell'Amatori Lodi, che allontana di nuovo la minaccia. Grassi adesso gira dietro la porta, difesa da Greta Ganassi. Ancora Monticelli a 4 minuti e 30 dalla fine del primo tempo, 1-0 per la rotellistica scandianese, mentre continua il possesso palla. Poi c'è una bella conclusione al volo di Grassi, buona anche la risposta di Ganassi, conclusione anche di Orsi. Ormai l'Amatori Vasken Lodi che prova da qualsiasi posizione a scardinare il rombo difensivo dell'astuto stratega Massimo Barbieri. Una conclusione ancora da parte dell'Amatori Lodi, ma niente da fare. Monticelli poi prova a saltare Pinto, entra in area Monticelli, deviazione decisiva in questo caso di Greta Ganassi che salva le sue atlete dal 2-0. Ancora brava la portiera numero 22 dello Scandiano che riesce a bloccare ancora l'incursione di Monticelli. Poi c'è Pinto, non ci sono compagni in profondità, allora va corto da Gimeno. Gimeno cerca ancora Pinto, cambio nella rotellistica scandianese, è uscita la numero 17 Belmekair, è entrata di nuovo Anna Berti con il numero 6, l'atleta della nazionale italiana, ancora con Gimeno che gestisce pallina. Mancano 3 minuti e 20 alla fine del primo tempo, c'è un fallo, un'infrazione di 5 secondi fischiata da Toti, e arriva anche il secondo time out chiamato dall'Amatori Vasken Lodi nel giro di 3 minuti. Sempre il punteggio sull'1-0 per i giallorossi, 3 minuti e 17 secondi alla fine di questo primo tempo.
Di nuovo in diretta dal Pala Barzacchi di Viareggio con un altro dei protagonisti di questa giornata, autore di un poker in mattinata nel derby contro il Valdagno e autore di un altro poker nel pomeriggio contro il Correggio Hockey. Ci ha raggiunto il numero 88 breganzese Lanaro. Allora, una bella giornata per voi del Breganze, 2 vittorie importanti, qualificazione al turno successivo come secondi già ottenuta matematicamente. Le tue impressioni? Beh, abbiamo giocato bene tutte e due le partite con coraggio, senza paura e abbiamo spinto anche se eravamo in netto vantaggio, continuavo a spingere per far gol. Adesso quindi vi aspetta il quarto di finale per potervi poi giocare l'accesso in finale. Cosa pensi che debba fare soprattutto la tua squadra in questi momenti di pausa, tante partite in pochi giorni, in poche ore, per recuperare le energie? Beh, riposarsi in queste ore che siamo fermi, andare a letto presto, dormire e domani riposarsi e non fare troppo casino. Ringraziamo l'attaccante del Breganze, mentre c'è la seconda rete dell'Amatori Vaschellodi. In bocca al lupo a Lanaro e al suo Breganze, ci vediamo in questi giorni per le fasi finali. Il secondo gol del Lodi che viene segnato ci pare dal numero 5 Monticelli in mezzo all'area di rigore. Andiamo a rivedere, sì, è Grassi che ha servito Monticelli, che con un tocco sotto misura ha battuto Greta Ganassi in colpevole nella situazione. Mancano 2 minuti scarsi alla fine, con Anna Berti che prova a lottare per il possesso dei palla, invece quest'ultima finisce sulla stecca di Grassi soltanto per un momento, poi un batti e ribatti, ancora Grassi che lotta per la pallina, riesce a servire all'indietro Monticelli, di nuovo Monticelli che cerca spazio in area di rigore. È entrato anche nell'Amatori Vaschen Lodi, esordio per questa partita, Lorenzo Olivari, che va a posizionarsi nella zona di fronte alla portiera dello Scandiano. Grassi cerca una conclusione che viene contrata. Adesso è ancora il numero 6 che prova ad andarsene sulla fascia, entra in area di rigore solo per un attimo. Ferrarini poi recupera a 1 minuto dalla fine del primo tempo per le sue compagne di squadra. Per Pinto ancora la pallina, adesso Ferrarini, Gimeno cerca lo Scandiano di ottenere almeno il gol dell'1-2 prima della fine del primo tempo. Ormai mancano soltanto 40 secondi, c'è Gimeno che va alla conclusione e trova la rete, l'abbiamo appunto chiamata in questo caso, la conclusione di Gimeno dalla distanza, che trova un Pertugio alle spalle di Mascherpa, immobile in questo momento, in questa situazione palo e poi rete per questa bella conclusione di Maria Gimeno. Quindi 2-1 per l'Amatori Vaschen Lodi, la rotellistica scandianese che si riporta sotto a 35 secondi dalla fine del primo tempo. Poi c'è ancora l'Amatori Lodi che prova una conclusione con Grassi, ma nulla da fare. Adesso Pinto per un ultimo attacco della rotellistica scandianese, serve Ferrarini attaccata da Monticelli ancora cerca di portare via il possesso di palla, ma rimane nelle stecche scandianesi con Berti dalla distanza si lamenta per il tiro che le esce male dalla stecca. Ultimi secondi con Grassi che va alla conclusione da posizione decisamente angolata, e il primo tempo si conclude su questa azione. Vediamo se Totti fa comunque battere la punizione. Sì, è così. Fa comunque battere perché la pallina era uscita prima del suono della sirena, quindi ultimo tocco di palla affidato a Maria Pinto, e si conclude appunto il primo tempo sul punteggio di 2-1 con Lodi in vantaggio a 9 minuti dalla fine del primo tempo, con Grassi il raddoppio a 2 minuti dalla fine di Monticelli. Poi Gimeno a 36 secondi dalla fine tiene aperte le speranze per le ragazze di Massimo Barbieri. 2-1 appunto il punteggio in favore dell'Amatori Vaschen Lodi. Ci sentiamo fra pochi minuti per il secondo tempo.
Let's just stay home alone tonight. So tell me how to make the sun rise. My heart still beats in your direction. Thinking about those days and nights. My heart still beats in your direction. Nothing wrong between us until you went and blew that up the wall. Can't you keep your distance? Now it's left for me to take the fall. Promise I'll do something to make sure you never let me go. But I can't keep your loving. It's taking a little time for me to know I don't love you.
Di nuovo in campo le squadre per questa ultima partita della giornata per quanto riguarda il girone A, un girone A che è già quasi definito, da decidere soltanto il secondo o terzo posto alle spalle dell'SPV Viareggio che si guadagna già l'accesso alle semifinali dei prossimi giorni. In seconda posizione attualmente il Monza con 7 punti, seguito dal Roller Bassano che ha però ancora una partita da giocare domattina alle ore 9 con l'AS di Viareggio Hockey a 5 punti. Vale soltanto per decidere il quarto o quinto posto questa partita che stiamo seguendo in questo momento, e sta per iniziare adesso il secondo tempo con Ferrarini sulla palla fra Rotellistica Scandianese e Amatori Vasken Lodi, con la squadra lombarda in vantaggio per 2-1. Ricordiamo i marcatori: 1-0 il gol di Grassi nel primo tempo, poi il raddoppio di Monticelli e a 30 secondi dalla fine il gol di Gimeno che ridà speranza alle ragazze di Massimo Barbieri. Andiamo a vedere i quintetti in campo. Il Lodi riparte con i ragazzi che avevano concluso la fine del primo tempo, ovvero Mascherpa in porta, poi Zanelli, Olivari, Monticelli e Grassi, mentre per quanto riguarda la Scandianese Greta Ganassi in porta, Maria Pinto e Maria Gimeno in campo, Sofia Ferrarini e Anna Berti a completare il quintetto di Massimo Barbieri. Di nuovo Pinto che trova la pallina per la sua conterranea Gimeno. Gimeno se ne va con una bella Veronica sulla fascia, poi mette in mezzo in cerca di Anna Berti, ma non arriva all'appuntamento la pallina. Dall'altra parte il contropiede, eccesso di generosità in questo caso di Grassi che voleva ancora il tapin a porta quasi sguarnita di Zanelli, ma Zanelli non si avvede del passaggio e termina la sua corsa dietro la porta di Ganassi. Adesso Olivari che gestisce la pallina con qualche difficoltà a centro della pista, poi Zanelli carica la conclusione da lontano, nessuno per cercare una deviazione, da lì molto difficile beffare Greta Ganassi. Ancora Pinto che trova Ferrarini butta una palla quasi alla cieca nel mezzo, che Pinto comunque riesce a raccogliere. Grassi lotta per il possesso di pallina che alla fine è definito da Monticelli poi ancora per Grassi che conclude per l'ennesima volta in questa partita da posizione defilata. Una volta ha trovato la rete, mentre nelle altre situazioni difficilmente ha inquadrato la porta. Adesso è Anna Berti che prova a spingere sulla fascia sinistra, converge al centro, poi serve Gimeno, ma Gimeno non arriva sulla pallina. Poi ancora dietro la porta si lotta con un batti e ribatti che premia Pinto sulla zona centrale vicino al cancelletto. Adesso è Grassi che strappa la pallina alla numero 3 in maglia nera, cerca Zanelli sul secondo palo. Zanelli poi va al tocco con il pattino, se ne avvede Toti che fischia la punizione, il fallo tecnico a favore della Rotellistica Scandianese, che con Anna Berti si appresta a battere la punizione. Lo fa per la numero 3 Pinto serve Ferrarini in profondità, ancora l'azione scandianese con Gimeno riesce a entrare in area di rigore, poi viene fatta girare al largo da Monticelli. Ancora la numero 7 in possesso cerca un tiro che viene contratto e allontanato poi da Mascherpa. Ancora Monticelli, il capitano dell'Amatori Vasken Lodi, per Zanelli, il numero 8 in maglia bianca, supera il piccolo trotto la linea centrale di centrocampo e poi con una bella azione personale salta una avversaria e in area di rigore batte con un rasoterra che passa sotto le gambe di Greta Ganassi per il 3-1 dell'Amatori Vasken Lodi. Una dedica particolare per Zanelli in tribuna. Ancora adesso il Amatori Vasken Lodi che cerca di difendersi dagli attacchi di Gimeno mette in mezzo, c'è il prezioso intervento di Olivari in copertura. Ancora Olivari che lancia in avanti con un servizio leggermente errato per Grassi che è stato buon protagonista appunto finora della partita. Una conclusione poi da lontano, Mascherpa senza troppi problemi allontana la pallina. Gimeno adesso per Berti che vede Pinto sulla fascia,
c'è il contrasto deciso ancora del numero 6 Grassi, ma Pinto butta la pallina nel mezzo, buon anticipo di Mascherpa che nega l'appuntamento col gol a Ferrarini. Ancora il Lodi che non è molto convinto adesso nella sua ripartenza. Gimeno prova un alza e schiaccia da distanza molto importante, esce soltanto una conclusione smorzata, poi è Monticelli che va alla conclusione adesso centrale, però è facile preda di Greta Ganassi. Ancora il Lodi che recupera in difesa sull'avanzata di Pinto, viene raddoppiata la numero 3 nell'angolo, riesce Grassi ad andarsene, forse subisce un colpo da Gimeno, lascia correre Toti, lo stesso numero 6 attacca sulla fascia sinistra, poi serve Olivari che scarica per Zanelli ha di fronte a Seberti, finta il tiro, poi di nuovo per Monticelli, cambio nell'Amatori Vasken Lodi, rientra Orsi con il numero 7, va a sedersi il numero 9 Olivari, ancora in panchina in questo momento. Giro palla nella metà campo avversaria del Amatori Vasken Lodi quando arriva in pochi secondi il quinto minuto di questa seconda frazione di gioco, con l'Amatori Vasken Lodi al comando per 3-1 sulla rotellistica scandianese in questa partita che definisce il quarto e quinto piazzamento nel girone A. Monticelli va alla conclusione deviata, poi ancora Monticelli e c'è ancora una buona parata di Greta Ganassi. Berti poi allontana, adesso ritmi abbastanza bassi, soprattutto in fase di costruzione da parte delle due squadre che sono evidentemente molto stanche alla quarta partita in 2 giorni per gli atleti in pista. Ancora Zanelli prova a convergere, entra in mezzo a 3 avversarie, è Belmekair appena rientrata che lo ferma, è uscita a respirare un pochino la numero 3 Maria Pinto. Ora Zanelli ancora prova un tentativo, parra Greta Ganassi, ancora Monticelli in ribattuta, sempre la formazione scandianese che prova ad allontanare con Belmekair per Gimeno si allunga, riesce a tenere il possesso della palla, ma ancora la pressione importante in questo caso della difesa dell'Amatori Vasken Lodi porta i suoi frutti, con Grassi che recupera la palla, serve già in profondità Zanelli se ne va a 2 avversarie, addirittura cade Gimeno nel tentativo di contrastarlo. La buona parata ancora di Greta Ganassi sulla conclusione del numero 8 in maglia bianca. Chiaramente Anna Berti prova a uscire dalla sua metà campo difensiva. Dicevamo chiaramente non facile per i ragazzi affrontare 4 partite in 2 giorni, con un caldo importante come quello di Viareggio di questi giorni. Poi c'è adesso una mischia in area risolta da Greta Ganassi, al volo in centro area la deviazione di Orsi finisce al lato a sinistra della porta scandianese. Ancora c'è la stessa azione in pratica, con Grassi che di nuovo si trova una palla importante sulla stecca ma non riesce a segnare, già pronta al cancellino Maria Pinto per ridare equilibrio alla difesa della sua squadra. Mentre c'è l'attacco ancora dell'Amatori Vasken Lodi con il solito Grassi sulla fascia destra che temporeggia, serve dietro porta Monticelli per Zanelli a centropista, di nuovo la pallina per Orsi, fa girare l'Amatori Vasken Lodi, Orsi entra in area, viene affrontato in maniera irregolare da Gimeno che stende il numero 7 dell'Amatori Vasken Lodi. Per Toti ci sono gli estremi del rigore per l'Amatori Vasken Lodi che lo stesso Grassi si appresta a tirare. Prima però una piccola pausa perché Greta Ganassi ha bisogno di asciugare la visiera, giusto appunto a conferma del caldo e del sudore copioso di questi giorni per tutti i presenti nel Palasport di Viareggio, sia atleti che anche qua in tribuna. Sicuramente la temperatura non è delle più fresche. Ancora appunto vediamo Greta Ganassi che finisce di prepararsi, Grassi è già pronto sul dischetto, vediamo se andrà alla conclusione di rovescio come nella partita precedente, dove era riuscito a segnare nella sfida contro il Roller Bassano.
quasi tutto pronto. Totti dice a Grassi di sistemare la pallina, si posiziona sul rovescio il numero 7 dell'Amatori Vasken Lodi, parte la conclusione e c'è la rete. Stavolta Grassi sceglie una conclusione rasoterra che si inzacca alla sinistra di Greta Ganassi per il 4-1 dell'Amatori Vasken Lodi, un tiro secco abbastanza preciso, non troppo potente, ma che prende sul tempo la portiera scandianese e si infila sotto le sue gambe. 4-1, 12:37 alla fine. Anna Berti in possesso di pallina, sono però i giocatori dell'Amatori Vasken Lodi a uscire ancora con la pallina sulla stecca dello stesso Grassi, autore poco anzi del 4-1 su rigore, quindi c'è il nuovo attacco da parte di Zanelli che profondo nella sua metà campo per Grassi va alla conclusione di potenza, c'è una deviazione che favorisce la ripartenza di Pinto, probabilmente Anna Berti è stata colpita dalla pallina. Pinto che è rientrata per Gimeno, anche per Gimeno qualche minuto di riposo visto il grande e notevole impiego di energie di questi giorni. Anna Berti cerca di liberarsi a centropista, deve servire Gimeno per il buon raddoppio difensivo della formazione del Lodi. Ancora il Lodi che prova a sfuggire al tentativo di recupero di Pinto e Belmekair. Lo fa con Zanelli in questo caso, che controlla la palla in maniera però approssimativa. Deve intervenire Grassi che pulisce il possesso di palla, poi va alla conclusione Grassi ma non centra la porta. Il nuovo entrato Mai prova a contestare la pallina, invece c'è Pinto che cade al limite dell'area per Totti. C'è l'aggancio compiuto dal numero 7 Orsi, che va a sedersi in panca puniti. 2 minuti di espulsione per il numero 7. Esce anche il numero 8 Zanelli, rientra Monticelli. Anna Berti va a raccogliere la pallina, vediamo se Totti ha deciso per un tiro diretto oppure un rigore. Ci pare per la prima opzione. Anna Berti si posiziona per avanzare contro Mascherpa, tiene già la pallina pronta per andare al tentativo di dribbling, tutto pronto per il tentativo di esecuzione. Mascherpa si prepara sotto i pali, Totti dà il via all'esecuzione, va Anna Berti, un paio di finte e il palo, poi la palla che carambola dietro la schiena di Mascherpa, ma termina fuori. Sfortunata in questo caso la giocatrice dello Scandiano. Adesso c'è Mai che ha una buona possibilità, 2 buone possibilità, ma per in entrambe le occasioni conclude con una rasoterra. E rivediamo la doppia bella parata di Greta Ganassi, occasionissima per l'Amatori Vasken Lodi, in inferiorità numerica per l'espulsione di 2 minuti del numero 7 Grassi. Pallina che adesso verrà rimessa in gioco con un ingaggio vinto soltanto per un momento da Monticelli. C'è Belmekair che prova a far salire l'attacco organizzato adesso in power play della ragazze di Massimo Barbieri. Anna Berti dirige il traffico con le sue compagne che si posizionano nelle posizioni appunto chiamate dal tecnico Barbieri. Poi c'è il passaggio filtrante di Belmekair per Ferrarini che non riesce a deviare, raddoppio di marcatura che Grassi elude in maniera abbastanza semplice, poi va alla conclusione e la pallina termina alta di nuovo sulle stecche. Sarà il possesso delle scandianesi che hanno ancora più o meno 1 minuto e 30, un minuto circa di superiorità numerica. Berti va con la conclusione dritto per dritto, ma Mascherpa addirittura ricaccia le scandianesi nella propria metà pista con la mano libera. C'è un'apertura dopo di Belmekair che si avvicina, si posiziona, serve di nuovo Pinto potrebbe affondare ma gestisce male la palla, recuperata da Monticelli che se ne va in 3 contro 4. Monticelli, bella azione, bellissima parata di Greta Ganassi, grande azione di Monticelli che alza e schiaccia entrando in area di rigore, ma Greta Ganassi chiude in maniera perfetta con l'uscita e la mano sinistra vicino al casco.
più le occasioni in questa superiorità numerica a favore dell'Amatori Vasken Lodi che della rotellistica scandianese, che non è riuscita a far girare a dovere il triangolo difensivo degli uomini di Giovannetti. Adesso c'è un nuovo contropiede per il Lodi con Grassi, ancora Grassi che centra la traversa in pieno, un altro 2 contro 1 concesso dalle ragazze di Barbieri quando entriamo nell'ultimo quarto di partita, 9 minuti alla fine. Il Lodi che recupera la parità numerica e di nuovo Mai è entrato in pista insieme al numero 7 Orsi, che ha scontato i minuti di penalità per l'aggancio su Maria Pinto in precedenza. Monticelli ancora in possesso di pallina, prova una conclusione che viene deviata da Ferrarini. Il tocco sul sostegno del canestro qui al Palabarzacchi vale il fischio di Toti, quindi nuova punizione a favore del Amatori Vasken Lodi. Rientra intanto al posto di Belmecair Maria Gimeno dopo alcuni minuti di sosta in panchina. Vediamo se la numero 7, autrice del gol in chiusura di primo tempo, riuscirà a trascinare le sue compagne verso una rimonta che appare molto difficile. Adesso una bella conclusione di Monticelli, una bella risposta anche di Greta Ganassi, che come sempre risponde presente agli attacchi lodigiani. Pallina lanciata un po' nel nulla, adesso Grassi prova ad andarsene, serve Monticelli che viene fermato da Gimeno. Gimeno può partire in contropiede insieme a Anna Berti, entra in area, conclude con il suo classico rovescio accompagnato troppo centrale e prevedibile per Mascherpa. Cambi nell'Amatori Vasken Lodi e intanto c'è la rete con una bella combinazione a 3 fra Monticelli, Grassi e Orsi, che va in rete proprio mentre l'Amatori Vasken Lodi faceva uscire il numero 4 Mai e faceva entrare di nuovo nel secondo tempo Nathan Ricciardi. Rivediamo il bel gol di Grassi con assist prima di Monticelli, poi di appunto Grassi. Orsi è andato a segnare, quindi ripetiamo, Orsi il marcatore della quinta rete su assist di Grassi. Amatori Vasken Lodi che prende forse definitivamente il largo in questa partita, ma subito c'è la risposta con un bellissimo gol di Maria Pinto che giustamente esulta. Andiamo a rivederlo con l'aiuto della nostra regia. A 8 minuti dalla fine Maria Pinto, che è entrata dall'angolo basso dell'area di rigore, ha alzato e schiacciato la pallina nel set opposto alla porta di Mascherpa alla sua sinistra. Bellissimo gol di Maria Augustina Pinto, uno dei più belli sicuramente visti quest'oggi al Palabarzacchi di Viareggio. Time out intanto in pista con Massimo Barbieri che cerca di dare disposizioni alle sue ragazze per provare una rimonta che poteva sembrare difficile fino a alcuni secondi fa, ma il gol di Pinto dà sicuramente nuova energia alle ragazze di Barbieri. 7 minuti e 57 alla fine, il punteggio 5 per l'Amatori Vasken Lodi, 2 per la rotellistica scandianese. I falli di squadra assolutamente sotto controllo per entrambe le formazioni, sono solo 2 per la rotellistica scandianese, uno invece per l'Amatori Vasken Lodi. Sirena del Palabarzacchi che avvisa gli atleti che il time out sta per giungere al termine. Vediamo ancora se c'è stato qualche cambio. Sì, è rientrata la numero 17 Belmecair, è uscita Anna Berti, sì, a riprendere un po' fiato. Veramente ragazze di Massimo Barbieri che stanno spendendo tantissime energie in questo finale di partita. Ricciardi sulla pallina per battere a centrocampo con il numero 5 Monticelli che prova una pallina accompagnata nel mezzo. È Orsi che recupera, affrontato da Gimeno, dal numero 7 Gimeno. Poi dall'altra parte Grassi ancora di fronte a Pinto. Monticelli prova a saltare Ferrarini che cade a terra nel tentativo di contrasto, si lamenta, forse voleva un fallo la numero 2 in maglia nera. Grassi se ne va, entra in area, conclude e centra un altro palo, come si diceva quando eravamo ragazzi, a 3 danno la bambolina, soltanto però il secondo palo colpito da Grassi in questa partita. Adesso ancora Belmecair che gestisce la pallina a centropista,
prova a saltare Grassi, ci riesce in qualche modo vincendo un rimpallo, poi cerca di servire Gimeno, ma di servire Pinto, ma si chiude la difesa dell'Amatori Vasken Lodi con Monticelli che se ne va a centro dell'area di rigore, cerca di servire Ricciardi, ma Gimeno chiude molto intelligentemente la traiettoria del passaggio. Ferrarini serve Belmekair che evita l'arrivo di Grassi con una bella Veronica, poi Pinto in mezzo alla cieca per il taglio della numero 17 che non arriva però sulla pallina, è ancora il Vasken Lodi con Orsi che riparte in zona offensiva. 6 minuti e 30 alla fine con Grassi che serve Monticelli. Monticelli ha di fronte a sé la difesa scandianese schierata, preferisce ripartire da Orsi che prende spazio, conclusione dalla distanza siderale del numero 7 dell'Amatori Vasken Lodi che non sortisce alcun effetto. Si lotta in balaustra e lo stesso Orsi a mantenere il possesso per un attimo, poi Belmekair avanza servendo Gimeno. Gimeno cerca la sua compagna Pinto, poi invece prova un tiraccio di rovescio dalla distanza che termina abbondantemente alto sopra la traversa, difesa da Mascherpa. Time out qui a Viareggio per l'Amatori Vasken Lodi che effettua anche un cambio, esce di nuovo il numero 2 Ricciardi, rientra dopo un po' di pausa il numero 8 Zanelli. Sono 5:57 i minuti che ci separano dalla fine della partita. Time out appunto in pista, una piccola pausa. E dopo questo piccolo intermezzo musicale particolarmente apprezzato qua in regia possiamo tornare in diretta qui dal Pala Barzacchi di Viareggio, quando mancano 5 minuti e 57 secondi alla fine di questa sfida fra Amatori Vasken Lodi in possesso di pallina e in maglia bianca in questo momento e la rotellistica scandianese in maglia nera con inserti giallo fluo. È Grassi che gestisce ancora per Monticelli la pallina, poi si va da Zanelli che prende spazio, carica forse il tiro, sì, lo effettua, pallina che arriva senza problemi, poi c'è una caduta in area di Belmekair, vediamo cosa decide Toti, forse va a fermare il gioco, probabilmente una macchia di sudore da asciugare, sì è così, ci pensa lo stesso arbitro salentino, l'arbitro di Salerno a fermare il gioco e a gestire con una palla a 2, direi decisione giusta perché Belmekair è caduta senza colpi, poi toccando la palla qualcuno ha pensato a richiedere il rigore, ma Toti prende la decisione giusta in questo momento di partita. Ancora il Lodi che prova ad avanzare in questa situazione, ma c'è la difesa scandianese che disimpegna con Ferrarini alza la testa, vede Pinto che ha un po' di spazio ma Zanelli va subito a chiuderlo, taglio in mezzo per Gimeno che tocca forse la palla, c'è la buona parata di Mascherpa, il contropiede di Zanelli per Orsi che mette in mezzo, Gimeno allontana la disperata dopo l'intervento di Greta Ganassi, pallina sulla stecca di Monticelli che tenta un nuovo passaggio all'interno, ma è la stessa Gimeno che blocca l'avanzata e serve Pinto mette in mezzo per Annaberti però invade l'area di porta di Mascherpa. Per Toti c'è il fallo commesso dalla numero 6 scandianese e atleta della nazionale italiana. Dall'altra parte c'è già Zanelli che si presenta tu per tu con Greta Ganassi che chiude per l'ennesima volta l'attaccante lodigiano. Annaberti prova un servizio, esce una specie di tiro cross che Mascherpa controlla sul primo palo.
Grassi prova la percussione nel mezzo, ancora Greta Ganassi, adesso ultimi minuti senza troppi tatticismi né schemi, con le squadre che cercano di aumentare il proprio bottino. Lo fa adesso lo Scandiano con Belmekair che si libera e cerca Gimeno a centro area, è bloccata da Orsi che tenta di andarsene, lo fa con l'aiuto della sponta, ma Belmekair in seconda battuta chiude l'attaccante lodigiano. Gimeno prova la percussione sulla sinistra, gira dietro porta, poi forse viene toccata, si vede così anche Toti, c'è il fallo di squadra commesso dall'Amatori Vasken Lodi, è il secondo, lo stesso tecnico dell'Amatori Vasken Lodi, il duo diciamo di tecnici Lorenzo Giovannetti e Sario Fascini che chiamano il time out, l'ultimo a loro disposizione quando mancano 3 minuti e 47 secondi alla fine della partita. Il punteggio che vede sempre prevalere l'Amatori Vasken Lodi per 5-2 sulla rotellistica scandianese, situazione di falli di squadra assolutamente molto tranquilla, partita molto corretta, soltanto 2 per squadra le sanzioni combinate da Toti. 3 minuti e 47, piccola pausa per noi. Di nuovo in pista al Palabarzacchi di Viareggio per gli ultimi 3 minuti e 45 secondi di questa partita valevole per il girone A delle finali nazionali under 17 del campionato italiano di hockey su pista. Anna Berti che riesce a ripartire dalla sua metà campo, si fa largo fra i difensori lodigiani, la conclusione poi però è debole e respinta addirittura da Grassi. Pinto finta il tiro a centropista, vede la sua compagna Gimeno con una bella finta, elude l'intervento di Orsi, poi però il tiro è impreciso, si lotta alla balaustra con la nuova entrata Giardina che combatte con Monticelli. Berti che recupera palla verso la propria metà campo e serve Gimeno. Gimeno ancora prova una conclusione da lontano, sempre per una deviazione di Berti che non arriva in tempo, raddoppio di marcatura su Monticelli che però elude la pressione avversaria e se ne va servendo Grassi in bello stile conclude con un rovescio accompagnato, c'è la buona parata di Greta Ganassi. Meno di 3 minuti alla fine, con Pinto che avanza a grandi falcate verso l'area di rigore lodigiana, c'è Giardina nel mezzo ma non viene servita, si torna indietro da Gimeno, pressione molto alta adesso e molto veemente da parte del Lodi che porta al fallo di Zanelli. Prima era stato Grassi a tentare di rubar palla a Gimeno che ha protetto bene la sfera, poi il fallo di Zanelli. Vediamo adesso cosa succede, probabilmente c'è un fallo di squadra fischiato allo Scandiano perché Gimeno ha impedito la ripresa del gioco in maniera rapida per lo Scandiano. Probabilmente la punizione era stata invertita in quanto Giardina aveva battuto la sfera senza aspettare la distanza e il fischio richiesto invece dalla compagna Gimeno. Ricordiamo che questo non è permesso dal regolamento, quindi di nuovo la pallina per l'Amatori Vasken Lodi. Bel numero di Monticelli che va anche alla conclusione e centra il palo interno alla sinistra di Greta Ganassi. Dall'altra parte Pinto per Berti ma scherpa con i piedi, ferma alla disperata l'avanzata dell'attaccante scandianese. Adesso Zanelli salta un avversario, poi conclude però in maniera errata. Ancora Grassi che con un alza e schiaccia tenta di infilarsi in mezzo a 2 avversari. Gimeno anche lei prova a saltare di finezza Zanelli che non si fa battere.
Orsi di nuovo in possesso palla, adesso c'è un nuovo ingresso nelle fila dell'Amatori. Vasken Lodi sembra sì, è il numero 3 Sebastio al suo esordio in questa manifestazione, l'attaccante numero 3 che si va a posizionare in area di rigore. C'è il tiro di Zanelli che però finisce alto. Vediamo Toti che ferma un attimo la partita, va a richiamare al tavolo il secondo arbitro Trevisan, probabilmente un chiarimento sui falli di squadra perché non sono stati segnati correttamente sul tabellone. Adesso viene aggiornata la grafica, 3 falli per parte in questo momento fischiati dall'arbitro di Salerno. È Anna Berti che nell'ultimo minuto tiene palla nel tentativo di accorciare le distanze, prova a servire Gimeno. Gimeno sfrutta il blocco della sua compagna Giardina, entra in area di rigore, fa tutto benissimo e batte Mascherpa con un pallonetto, una palla lasciata sul primo palo. Veramente un bel gol della numero 7 che è entrata da sinistra in area di rigore e ha battuto il portiere lodigiano con un gancio e una palla lasciata sotto la traversa. 35 secondi alla fine, Zanelli tenta un affondo, ancora la palla che potrebbe arrivare a Sebastio ma non riesce il numero 3 a trovare la deviazione vincente. C'è Gimeno che negli ultimi 20 secondi prova una conclusione, Mascherpa indirizza la pallina verso il suo angolo sinistro. Ultimi secondi con Grassi, con Orsi che tiene palla per far trascorrere appunto gli ultimi secondi. Monticelli non affonda il colpo. Termina qui la partita fra Amatori Vasken Lodi e Rotellistica Scandianese. Il punteggio finale vede l'Amatori Vasken Lodi prevalere per 5-3. È quindi l'ultima partita di questa giornata per il girone A, che definisce altre 2 posizioni con l'Amatori Vasken Lodi che conclude il suo percorso in campionato con il 4° posto, mentre la Rotellistica Scandianese si ferma al 5° con un punto soltanto. Queste 2 squadre quindi che andranno ad affrontare le altre 2 quarte e quinte nella Final Four per aggiudicarsi la Coppa Firsr, questo nuovo trofeo in sostituzione della Coppa Italia istituito quest'anno nel campionato appunto dalla Federazione Italiana.